È necessario vigilare continuamente per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita. Papa Francesco, nella sua riflessione prima della recita dell'Angelus, commentando il brano del Vangelo di questa domenica, dove Gesù esorta i suoi discepoli con le parole: «Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese». L'immagine delle vesti strette ai fianchi è quella del pellegrino pronto per il cammino, e Francesco spiega. Si tratta di non mettere radici in comodi e rassicuranti dimore, ma di abbandonarsi, di essere aperto con semplicità e fiducia al passaggio di Dio nella nostra vita, alla volontà di Dio, che ci guida verso la meta successiva. La vita di fede non è statica, prosegue, presenta sempre tappe nuove che il Signore stesso indica giorno dopo giorno. Le lampade accese rischiarano il buio della notte e il Papa dice che è necessario vivere una fede matura per illuminare le tante notti della vita. Ma la lampada va alimentata con la preghiera costante e l'ascolto della parola. E il Papa a braccio ripete la raccomandazione già fatta in altre occasioni di portare sempre con sé un piccolo Vangelo per leggerlo. È un incontro con Gesù, dice, con la parola di Gesù. Poi riprende. Questa lampada dell'incontro con Gesù nella preghiera e la sua parola si è affidata per il bene di tutti. Nessuno dunque può ritirarsi intimisticamente nella certezza della propria salvezza disinteressandosi degli altri. È una fantasia credere che uno possa illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono nel bisogno.